In questa speciale occasione ci riuniamo qui oggi per celebrare la straordinaria vita di Santa Silvia, una donna dalle umili origini che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. Nata a Roma intorno al 520, Silvia è cresciuta in una famiglia modesta, terza di 3 figlie, insieme alle sue sante sorelle Emiliana e Tarsilla. La sua vita ha preso una svolta importante quando nel 538 ha sposato il senatore Gordiano, appartenente a una nobile famiglia romana. Insieme hanno fatto della loro casa la splendida villa degli Anici sul Colle Celio al Clivo di Scauro, un luogo che oggi ospita la magnifica chiesa di San Gregorio al Celio. Benedetti con 2 figli, il primogenito Gregorio sarebbe poi salito al trono pontificio nel 590. La tragedia ha colpito Silvia quando è rimasta vedova intorno al 573. Tuttavia, ha trasformato il suo dolore in un'opportunità di crescita spirituale. Si è ritirata in una casa sull'Aventino chiamata Cella Nova, abbracciando la regola benedettina e dedicando il resto della sua vita alla preghiera, alla meditazione e all'assistenza ai malati e ai bisognosi. Nel frattempo, suo figlio Gregorio ha continuato a vivere nella villa di famiglia, trasformandola in un monastero e adornandola con la chiesa di Sant'Andrea, ora conosciuta come l'Oratorio di Sant'Andrea al Celio. Durante questo periodo, la preoccupazione materna di Silvia si estendeva a garantire che suo figlio ricevesse ogni giorno un pasto caldo, temendo che l'austerità della vita eremitica compromettesse ulteriormente la sua fragile salute. Il percorso di Silvia su questa terra è giunto al termine nel 592. Papa Gregorio ha onorato sua amata madre facendola seppellire nel monastero di Sant'Andrea, dove già riposavano le sue sorelle Tarsilla ed Emiliana. Ha commissionato un dipinto di Silvia, raffigurandola con una croce nella mano destra e un libro nella mano sinistra, con l'iscrizione latina: «La mia anima vive e ti loderà, e i tuoi giudizi mi aiuteranno». Nel 1603 il cardinale Cesare Baronio, ispirato dall'eredità di Silvia, ha supervisionato la costruzione dell'oratorio di Santa Silvia al Celio, assicurandone la duratura presenza sul Colle Celio. Lo stesso anno, Papa Clemente VIII ha concesso l'inclusione del nome di Santa Silvia nel martirologio romano il 3 novembre. Continuando questa ricca tradizione, il 23 febbraio 1959, in risposta all'incoraggiamento del Papa Giovanni XXIII, il quartiere portuense ha visto l'istituzione di una parrocchia dedicata alla madre di San Gregorio Magno. Nel 1968 le porte della chiesa sono state aperte al culto, testimoniando la devozione e l'amore incrollabili verso Santa Silvia. Oggi, mentre onoriamo la memoria di Santa Silvia, lasciamo che ci ispiri la sua altruistica dedizione, la sua fede inabalabile e il suo impegno per il benessere degli altri. Possa il suo esempio guidarci ad aiutare coloro che sono nel bisogno, a valorizzare i legami familiari e ad abbracciare il potere trasformativo della spiritualità. Celebriamo Santa Silvia, una santa che incarna la compassione, la forza e la luce eterna della fede. Preghiera a Santa Silvia. Benedetto sei tu, Signore,
Dio nostro Padre, che assicuri sempre alla tua Chiesa e al mondo uomini e donne testimoni della tua santità e della tua gloria. Noi ti rendiamo grazie per averci donato come modello di vita cristiana Santa Silvia, sposa fedele e madre amorevole, maestra di preghiera e di contemplazione, donna generosa nel servizio dei poveri. Fa che il suo esempio aiuti le nostre famiglie a vivere unite in un amore più forte di ogni debolezza. Siano da lei sostenute nell'impegno di accogliere la vita e farla crescere. Siano aiutate nella fatica di guidare i figli sulla strada della verità e della fede. Siano rese disponibili ad aprirsi alle necessità dei fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.